Sono solo due numeri, ma impietosi. 4.800 aziende chiuse, 34.000 posti di lavoro bruciati. Da 3 anni a questa parte in Veneto il comparto delle costruzioni e del legno è caduto in una crisi nera. Come si è fermata l'edilizia, hanno frenato anche gli arredi e così il nord-est, già travolto dall'onda dei suicidi, adesso è scosso anche dallo tsunami della rabbia. Ecco come si presentava a Piazza Unità d'Italia a Trieste, un cimitero di croce a forma di caschetti, 12.000 elmi da cantiere gialli e rossi, tanti quanti gli addetti che hanno perso l'impiego in meno di 5 anni, una manifestazione che potrebbe andare in scena anche a Venezia, magari in piazza San Marco. Prima è partita da Lombardia, ha occupato la piazza, mi pare che sia quella del Duomo in Lombardia, oggi a Trieste. Io spero di riuscire a fare una manifestazione importante anche in Veneto. Ed ora incateniamoci tutti, avevano del resto commentato gli stessi costruttori dopo la clamorosa protesta di Renato Munaretto, l'industriale di Zanè che si era incatenato davanti alla sua ditta strozzata dai crediti inesigibili. È una protesta doverosa perché in questo momento la situazione è gravosa soprattutto perché bisogna dimostrare all'opinione pubblica in questo momento, soprattutto a uno Stato che in questo momento è assente e gioca con la pelle dei cittadini. E a fianco delle imprese si schierano anche i lavoratori, con la Fenial Will che attraverso il segretario regionale Valerio Franceschini si dice pronta ad azioni pubbliche importanti, anche con una grande e prolungata mobilitazione rivolta alle banche totalmente disarticolate dal tessuto economico, alla pubblica amministrazione che cincischia sulla questione dei debiti verso le imprese, alla politica che perde tempo nei suoi rituali oramai insopportabili. La mancanza di programmazione politica da parte di coloro che dovrebbero essere deputati al rilancio dell'economia, che si perdono negli sterili problemi che riguarda la formazione di un governo sì, un governo no, invece di dare risposta al mondo economico. E proprio dalla categoria arriva il progetto che sarà presentato a Treviso entro fine mese per la costruzione di case low cost grazie a un accordo fra artigiani, progettisti, comuni e banche. Noi stiamo facendo uno sforzo enorme, mettendoci tutti quanti assieme, cercando di mantenere i prezzi bassissimi, tanto per riuscire a lavorare e tenere soprattutto in questo momento le aziende aperte e non chiuderle.